E quanta gente ci sta? Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora è durato qualche giorno il divorzio tra Elly Schlein e il nume tutelare del centrosinistra italiano dalla notte dei tempi, Romano Prodi, che come ricordate recentemente aveva criticato la non leadership di Elly perché fin lui si rende conto, diciamo, che il non prevale sulla leadership all'interno della perifrasi. Però su cosa si ritrovano? Ma sul mantra di qualunque accozzaglia sinistrosa da quando in Italia, diciamo, esiste la Seconda Repubblica, e cioè sulla tassa patrimoniale. Questo è il vero trade union, diciamo, tra quella che era l'accozzaglia prodiana, che al suo interno, ricordiamo, aveva Rifondazione Comunista, che ideò la campagna diciamo più bolscevica di Stalin, Anche i ricchi piangono, e l'attuale accozzaglia, che è il campo largo, diciamo non più di centrosinistra, ma di sinistra dichiaratamente, perché nel frattempo rispetto all'Ulivo è venuto meno quel paravento moderato, quei panda, diciamo, riformisti o centristi che allora c'erano. Comunque, bando alle ciance, Romano Prodi in un'intervista sulla Stampa ha entusiasticamente aderito all'idea di Elly e del vero, tra l'altro, capo dell'attuale estrema sinistra, cioè Maurizio Landini, e che è la patrimoniale, o meglio l'ennesima patrimoniale, perché in Italia, come sappiamo, c'è già una dozzina di tasse patrimoniali che assicura allo Stato un introito di 50 miliardi l'anno. È un'ottica liberale, anzi sarebbe quella di disboscare, scremare, ridurre questa serie di patrimoniali. Questo lo diciamo anche al centrodestra. Invece ovviamente loro signori ne vogliono di più, ne vogliono un'altra, soprattutto sull'onda delle proposte del loro attuale guru Mamdani, il sindaco islamo-goscista di New York. E infatti Prodi, dichiarando la sua adesione all'idea di una nuova imprescindibile patrimoniale, si riferisce anche a quest'ultima incarnazione dell'ossessione tassatrice della sinistra, che è appunto Mamdani. Per fare un esempio poi delle ingiustizie da sanare con provvedimenti simili patrimoniali, lui dice: pensi al piano di remunerazione che Tesla ha approvato a Elon Musk, 1.000 miliardi di dollari, ma ci rendiamo conto, è una cosa degna dell'umanità? Non sappiamo, ognuno ha il suo concetto di umanità, è una cosa degna, secondo il consiglio di amministrazione di Tesla, società privata fondata da Elon Musk, che quindi ha deciso di destinare come dividendo, diciamo, questi soldi privati ottenuti con legittimo profitto sul mercato, raggiunto grazie a un'idea geniale anzitutto di Musk, al suo fondatore. Quindi noi capiamo che però da un punto di vista, diciamo, collettivista o catto comunista prodiano, tutto questa apoteosi di privato sia fastidioso, e quindi la mano pubblica in qualche modo bisogna infilarcela. E poi parla espressamente del nuovo sindaco di New York, va nella direzione giusta. Ho dei dubbi però che gli strumenti che propone siano realistici, anche perché non so se avrà la capacità di tassare nella quantità voluta. Cioè, il dramma di Prodi è che non è sicuro che Mamdani riesca proprio a seppellire di tasse New York e a rendere la città di Wall Street una landa da socialismo reale. Cioè, non è che Prodi discute l'obiettivo, è purtroppo pessimista sul fatto che si riesca a raggiungere totalmente. Ecco, questa è l'unica pecca di Mamdani. E tra l'altro il professore chiude anche con un inno all'imprescindibile riarmo europeo, non partecipazione cogente all'Alleanza Atlantica, che al filo cinese Prodi non è mai piaciuta tanto, ma riarmo europeo, quindi sostanzialmente contribuente italiano che finanzia il riarmo franco-tedesco, via. La non notizia però è che la patrimoniale è sempre la stessa, che loro signori da Prodi a Elly sono sempre gli stessi, è gente per cui il patrimonio, il profitto, il merito anche privato acquisito sul mercato è un problema, è una colpa o al massimo una fonte di saccheggio. Loro sono sempre gli stessi, vediamo di ricordarcelo. Grazie a tutti, a domattina.